Tosi scende in campo e la Lega si spacca. Momenti difficili per i militanti veneziani che si trovano costretti a scegliere tra Luca Zaia e Flavio Tosi, e così il partito si ritrova diviso a poche settimane dalle elezioni regionali e soprattutto da quelle amministrative per la scelta del sindaco di Venezia. La giornata si apre con la riunione del Consiglio nazionale della Liga Veneta, convocato alle 9 nella sede di Noventa Padovana. Alla spicciolata arrivano tutti, anche il segretario veneziano Alberto Semenzato, classificato come tosiano, sospeso dalla Lega pochi giorni fa e ora reintegrato da Matteo Salvini. Il mio, l'ho spiegato più di una volta, è stata una boutade, niente di mirato, diciamo, a far del male al movimento. Mi auguro siano effettuate attente valutazioni per quanto riguarda gli espulsi, perché ci sono persone sinceramente che hanno stracciato la tessera della Lega di fronte alle telecamere, di conseguenza di fronte a queste persone penso le misure rimarranno quelle che sono state prese. Altri esponenti veneziani del partito invece erano presenti a Verona per il lancio del soggetto politico del sindaco Tosi, che ha annunciato la sua candidatura a governatore. Ufficialmente devono ancora fare la loro scelta, ma è logico che personaggi del calibro del deputato Emanuele Prataviera o dell'assessore regionale Daniele Stival, con la loro semplice presenza a Verona, una scelta l'hanno fatta e ora possono anche aspettarsi un cartellino giallo-rosso, si vedrà. Altri ancora, magari solo incuriositi, tra cui qualche consigliere regionale, partecipano alla presentazione della sede elettorale di Francesca Zaccariotto, che si candida a essere il leader dell'intero centrodestra veneziano, e così, nonostante un messaggio Facebook di fuoco da parte di Semenzato nei suoi confronti, l'ex presidente della provincia risponde all'attacco personale ma tiene aperta la porta alla Lega. Cosa vuole? A volte la lingua si muove prima del cervello. Semenzato lancia il direttore di Union Camere del Veneto, Gianangelo Bellati, come candidato della Lega a sindaco. Zaccariotto risponde con l'alleanza con Fratelli d'Italia e con una porta chiusa in faccia a Flavio Tosi, ma non alla Lega. Io ho sentito una dichiarazione di Semenzato e so che ci siamo lasciati con un tavolo che cercava una condivisione, quindi io credo che Bellati sia una brava persona, una persona stimata, e adesso valuteranno gli altri che cosa vogliono fare.